Bene domenica, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tra le vostre cure e che resti. Il Vangelo è quel di Luca. Bien che stava per colmarsi il tempo che sarebbe stato portato via dal monte, Gesù si è inviato risoluto verso Gerusalemme. Ha mandato un po' di mess davanti di sé e che sono partiti. E sono entrati un bordo di Samaritani per prontai c'è calcoventave. Ma loro, i Samaritani, non hanno fatto un buon accetto, perché lui stava velando verso Gerusalemme. Vi ho detto Natale, i discepoli Giacomo e Giovanni hanno detto a Gesù: Signor, vuoi tu che ho disinca il fuoco dal cielo paraio in cinese? Ma Gesù si è voltato verso di loro e ora gridato. Poi si sono inviati per un altro borgo. Bien camminando, uno ha detto a Gesù: ti vignerai da ur per tutto che tu toleras. Ma Gesù gli ha risponduto: le svolpi hanno un'etane, gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove appoggiare il chiaffo. Poi gli ha detto a un altro: ven da ur di me. Ma che gli risponde: Signor, lasciami prima di là sotterraneo pari. E Gesù: lascia che i muars sotterrin i loro muars. Tu va a predicare il reame di Dio. Un altro gli ha detto: Signor, o vignerai da ur di te, prima però lasciami là salutare i miei di chiese. E risponde Gesù: che il calmet man alla guargine e poi si volta in daur, non l'è fatto per reame di Dio. Poi bene, allora viene il Signore, altre volte aveva evitato il pericolo che sapeva, che lo aveva preso dal diavolo, che di morire. Come lui si invia risoluto verso Gerusalemme e sa che là alla detto chiai. In pratica lui fa la scelta di fare la volontà dal pari. E che ha detto che le scelte vanno fatte e mantenuti, come che fa lui come va risoluto, non torna in daur. Ecco, e vanno fatte perché sono che non fanno, non sono il risultato delle scelte che vengono fatte in te vita. Poi bene, allora, al mande un po' dai sciei a preparare là in un paese di Samaria, perché al vegno di Galilea e alla di là di Gerusalemme. Ma i Samaritani, a San o a Crodin, che sia di un Galileo, non lo conoscono lui. Ma sale un Galileo, che va dal Tempio di Gerusalemme, loro che sono eretici, che non vanno a Gerusalemme, noi fanno un buon accetto. E anche loro che fanno una scelta, però la fanno sulla base di un pregiudizio che hanno su di lui. Non lo conoscono, ma sanno che è un Galileo, di conseguenza salvare Gerusalemme non lo accettano. Vi ho detto anche noi, troppi svolti che fanno scelte sulla base di pregiudizi. Ecco, arrestano male, e poi arrestano male anche per lui, che non viene accettato dai Samaritani. E a lei Giacomo e Giovanni che dicono o clamen il fuoco dal circo e umandi in cinese che è lì. Vedete, questo è l'esempio di due fanatici proprio. Perché i Samaritani non sono buoni, perché di una banda non accettano il Signore. E di che altre bande sono loro che, dato che non sono buoni i Samaritani, diventano tristi loro e vogliono proprio punire. Ti ha detto che logica qui? E funziona come molte guerre che vengono in corsa, vedi? Allora, i Samaritani sono tristi, dato che non sono buoni, fanatismo, di una banda sono i tristi e che altre bande sono i buoni, dato che sono buoni, sono quindi fatti diventare buoni. C'è molto, e sono poi tristi anche di loro,
che chi è la logica delle guerre, proprio. E il Signore ce fa, or crede per aver ragionato così, e al dis anin di un'altra banda. Il Signore non si impone a nessuno, il Signore ti invide, il Signore ti consegna, ma non si impone mai. In tutti i Vangeli non si è mai fatto ubbidire di chi altri il Signore, si è sempre proponuto a chi altri. E adesso anen di un'altra banda. Alle visto che al paiato il Signore de delusione che è andato ai Samaritani, che dice, ti vignerai da ur pardot la che tu l'aras. Biele, no? Come offiarte di se stesso proprio al Signore. Ben, la risposta che dà il Signore è a me veramente crude. Gli svolps hanno un'età, c'è un nid, ma il figlio dell'uomo non l'ha dato per il chiaf. Taten che non sono sicurezzi in pratica al dis in che smonto, non sono sicurezzi. Come di fatto, che a me è crude la risposta, dicevi, però è vera. In che smonto due robi se sono sicuri, la morte e l'insicurezza delle vite. Di modo che lui avvise già dall'imprimo che non covin bisogna di poiarsi e olin a cirì la sicurezza, calvarà di essi poiat dome parsore di lui, tallai da ur a lui, perché in queste vite non si è mai rivaz. Bisaisi di che robe chi, non si sempre codeventin in te vite. Io, per esempio, non leggo solo il predi di Nimisti almeno sramando le torlan. Io sto diventando il predi di quei paesi lì. Nessun alle arrivato, neanche voi altri genitori, o sei codeventais pari e mari di un continuo, e non sei mai finis di fa. Io ci sappiamo che il Signore tal dà proprio che risposte chi a cui calul l'hai da ur. A un altro, alleluia invece che ti ha per l'iniziativa, e dice, ven da ur di me. E che l'altro risponde, Signore, lassimi prima là sotterraneo pari. Dunque, il pari, per gli ebreos, all'era la tradizione. Ecco, la tradizione che è fissa, che è sempre che è il iesi rivas, ecco, questa è la tradizione. E lui che è venuto proprio a di la novità dal vivi, al dislasse che i muarsi sotterrin i loro muarsi. Tu vai a predicare il reame di Dio. Io propongo una vita differente di che ti è stata proponuta di topari. In che senso? Non è che i bis di là sapulilo, mole che è la sicurezza di una tradizione e viargiti all'invito che ti faccio, che è quel del reame di Dio, di un nuovo mood di vivi la vita. Un altro disse al Signore, vignerai da di te, ma prima lassimi là saludai i miei di chiase. Sì, che era educazione dopo tutto. Anche qui la risposta del Signore è veramente che sa me è dura. Che il calmedman alla guargine posse volte in daur non le fa per ream di Dio al dis. Quando tu fai su una scelte, io di no tornare in daur. De scelte fatte, perché la scelte fatte e a di sé tornate a fare ogni dì. Non è fatta una volta per sempre una scelta umana e tu sei tu che le porti in davanti e di conseguenza tu hai di rifare ogni dì. Che sta l'ultimo? Con di più, quel che guida la guargine non può esultarsi, a squintiare davanti. In queste risposte nos dice che noi cristiani o sinché che hanno di là sempre dome in davanti, no voltarsi in daur. Perché us dice sempre io, che il biel per noi alla sempre anche mo divini, alle davanti di noi, la speranza, il progetto, il tialà in davanti, anche se è scuro, la vigni. Spalancai voi
anche sulla vigna, perché noi cristiani o sappiamo che il tempo alle sempre che va in davanti non torna mai in daur. E la vita è fatta così, di modo che si ha di vivere la vita che ha in davanti. Allora, come ho fatto la preghiera, che non sia di prendere a sielgi ben in te vita e sielgi ben all'udì, sielgi non poiansi a ciò che dicono a fare in altri, ma domandando a lui. Tal pari nostri non sa dite che se di fatto la tua volontà, quindi domandai a lui quale che è la sua volontà, per sielgi, e dopo tini dur. Tal non dal pari dal Fi e dal Spirito Santo. Amen. Signor, tal mondo di voi al me che la verità e la morale sedi in te maggioranze statistiche, e allora per sielgi c'è di e c'è fa, si chiale c'è che fasin e c'è che disin chi atris. Dal tuo modo di fa, Signor, ho imparin investit che per sielgi sia di dipendi di che lassù. Il mondo di voi nos dà di intendi che quando si sielge non convente rinunziare a noi, che si può svere quel e quel. E tu invece tu nos insegni che una vera scelta è come quintripe sempre una rinunzia, che non si può svere quel e quel, ma o quel o quel. O sapin, Signor, che ognuno di noi si fa con le scelte che fa. E allora aiutinos tu a essi in serie, che qualche scelta sa rinunziare e poi sa portare il peso delle responsabilità e delle conseguenze delle scelte fatte. Amen. Ecco, che l'ait e la maturità umana che viene predicata in questi Vangeli. O dicevi così in face de sceltis covin fatis. E per finire di farsi, ci rindi fa sceltis, lui calza, perché non sa mandare sca. Ecco, ci rindi fa le sceltis che sono secondo la sua volontà, per finire di farsi secondo il progetto che ha lui di noi. Buone domani e mandi.